Ci hanno promesso infatti che ci sarà questo fondo di ristoro, ma non sappiamo ancora le modalità, come verrà erogato, quando e soprattutto se abbiamo assoluta certezza di queste cifre, perché naturalmente ormai sentiamo ogni giorno che tutto cambia. E che siano in molti a non aver capito quando, come e dove riavranno in parte i soldi investiti nelle banche venete, stando a queste immagini ce ne sono davvero tanti. Oltre 400 risparmiatori presenti nella sala cinema di Cornuda, altri invece in sala consigliare a fare il turno per ascoltare i relatori dell'incontro. È l'ennesimo segno di questo territorio ferito in uno dei suoi capisaldi economici, che è il risparmio. E lo si vedeva chiaramente nei tanti volti dei presenti, dove i lineamenti della speranza si alternano a quelli del timore per una nuova delusione. Il timore è sull'entità del fondo rispetto al numero dei richiedenti. Fondo, ed è notizia di oggi, che potrebbe essere ulteriormente adeguato. Lei ha portato un'importante novità qui all'Assemblea. Sì, il 1,5 miliardi sarà sicuramente incrementato. Notizie diverse anche solo un anno fa, quando il fondo di ristoro e soprattutto la burocrazia per potervi accedere erano decisamente diversi. Il fondo Baretta Santini Pupato, diciamo, è stato per così dire spazzato via. Erano 100 milioni, 25 milioni all'anno per 4 anni, però c'erano dei paletti, c'erano dei muri insormontabili. Ma non basta ancora, soprattutto per i grandi azionisti che chiedono maggior controllo sui crediti difficili assorbiti dallo Stato attraverso la SGA, Società di Gestione di Attività. Tenere monitorata questa SGA, perché vorremmo capire queste 20.000 posizioni aperte, come stanno andando avanti, con che tipo di velocità, perché siamo convinti che più teniamo monitorata la situazione, più abbiamo la certezza che saranno gestiti meglio anche queste benedette sofferenze.